parole prima. Io non so chi ha vinto, lo vedo adesso e lo saprò insieme a voi. Quindi io sono un po' emozionata perché i bambini comunque si sono impegnati, hanno provato emozione anche a loro, vuol dire che la cosa è piaciuta. Quindi io dico ai bambini che abbiate vinto, no? Non disperatevi, ci riproveremo, siate contenti di aver partecipato e di aver provato a scrivere in sardo. Caldatevi in sardo, sul pizzino scrivere nel bisogno. Auguri! Un ringraziamento alle altre maestre, a Graziella della terza, a Teresa della quarta e a Franca Floris. A Sassette sera si è riunita Salduria composta da Ignazio Urchetto, Albino Conti, Lennaro Caletto, Ignazio De Palma, Nenno Bocconi, Bustiano Fiore, tutti componenti di sublime poesia sarda posata e hanno assegnato il premio a almeno poesie che il suo giudizio è stato votato all'unanimità, quindi tutti assieme hanno deciso a chi dare questi premi che poi sono simbolici, se volete. Questo non è sicuramente stato un lavoro semplice, ma è una cosa molto ma molto importante. Ci fa piacere che la scuola assieme alle famiglie non si dimenticano di questo che è una tradizione importante, quella che è la nostra lingua, la lingua sarda. Il nostro non è un dialetto, ricordatelo ragazzi, è una lingua. Noi proveniamo dal latino e il nostro è una lingua a tutti gli effetti. Terzo premio, classe terza elementare, alla poesia Cara Madonna, Bella Rosa Federica Cavallino. Guardate che bello! Terzo premio, classe quarta, alla poesia Sadia de sa festa di Celeste Maria Pilosa. Premio per la classe quinta, Mama e Sumundu, Maglia Martina Frottetto. Classe terza, Geo Di Prego, Scintilla, Andrea Meloni. C'è? Non c'è Andrea. Peccato. Secondo premio, classe quarta, Vergine Maria, Topolina, Giorgia Addis. Alla poesia Annella Sarò Persone, de Pasadena, Carla Brocco. Non c'è Carla. Mi dispiace. Primo premio, classe terza, bellissimo, alla poesia Sesinoghe, Delfino Alice Mene. Classe quarta, Sa festa sua, Giuseppe Satta. Esperamos inteiros, George Ritt, Denis Capra. Una targa ricordo va ad Albino Conti, che ha lavorato tantissimo. Albino, vieni qua, il presidente che ti consegna questa targa ricordo. Applauso più forte, grazie. Grazie. Poi una targa ricordo ovviamente a tutto il comitato del Premio di Poesia Sarda Posada, che ha lavorato per scegliere e per leggere e premiare tutte le poesie dei bambini. Quindi una targa ricordo la ritira ovviamente Albino, che fa parte del comitato. Grazie a te Albino per tutto il lavoro che hai fatto, dico a nome mio personale, ma a nome ovviamente interpretando il pensiero che è del comitato della festa. Un targa ricordo va a Maria Andreana Delenda, facciamo un applauso, l'insegnante.
e con lei, ringraziamo anche le altre insegnanti che hanno lavorato con lei per la riuscita di questa importante iniziativa, e una targa ricordo va alla scuola per aver contribuito e reso partecipe per questo concorso. Grazie a te Maria Adriana e grazie agli insegnanti per Arduino Carta che dedica tutto il suo tempo libero per questi ragazzi. Vedete quanto sono bravi. Questa sera sono accompagnati da Antonio Feno all'organetto diatonico. Un applauso per Antonio, giovanissimo, una promessa del folklore sacro.